Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con questo speciale telegiornale come abbiamo anticipato oggi. Seguiremo in diretta tra pochissimi istanti l'abbattimento della prima delle due torri ex Vinyls che è in programma per questa sera, proprio attorno alle 18:30, quindi fra 8 minuti. Vedo già collegata Anna Maria Parisi, saremo da lei tra pochissimo, anche perché dall'inquadratura che noteremo è quella più a destra delle due torri che sarà abbattuta tra pochi istanti. Domani, quindi 24 ore dopo, avverrà la stessa procedura anche per l'altra, quindi la prima è alta circa 160 metri, la seconda, quella che verrà abbattuta domani, 180-185 metri. Spero che mi senta. Sul posto a Porto Marghera per noi ci sono Paolo Sanavio e Anna Maria Parisi. Anna. Sono queste due le torri che verranno abbattute tra oggi e domani, tra pochissimo alle 18:30, quindi tra meno di 4 minuti verrà abbattuta la prima delle due torri. Questo fa parte del piano di demolizione previsto da tempo, anche se a dire la tutta non si sapeva quando sarebbero state abbattute le due torri. La demolizione controllata delle due torri è l'ultimo capitolo, il più simbolico di un piano di 3 anni di smaltimento e messa in sicurezza di tutta l'area della ex Vinyls, lo stabilimento che produceva la nota materia plastica. Con me, chiedo di raggiungermi, ci sono anche Riccardo Coletto e Riccardo, prego, vieni avanti, che nel 2009 diede inizio a quella serie di proteste degli operai della Vinyls contro appunto l'abbattimento e lo smaltimento delle torri. Allora, sì, ti sento. Scusami, solo qualche istante, prima di parlare con il tuo ospite, cerchiamo di spiegare quale sarà il percorso, perché se ho capito bene, intanto non crollerà come abbiamo visto molti edifici all'americano, alla cinese, ma verrà abbattuta, quindi cadrà direzione mare, lato mare. Seconda cosa invece che ti volevo chiedere, funziona... Verrà in direzione mare, ovvero... Vai. Sì. Ovvero dalla parte opposta rispetto all'inquadratura, rispetto alla nostra inquadratura cadrà dalla parte opposta, ecco, quindi questo buon per voi. Allora, quello che volevo capire però è il procedimento è questo, quindi ci saranno le sirene, credo di aver capito 3 sirene che suoneranno per essere avvertite molto bene anche a distanza, allora, e poi il countdown. Esatti. Il countdown, esattamente, hai detto bene Ferdinando, ci saranno queste 3 sirene che avvertiranno dell'abbattimento che sarà in atto a brevissimo. Dalle 3 sirene poi ci sarà il countdown con 11 secondi previsti prima dell'abbattimento della torre più bassa, come hai precisato tu. È una torre, una struttura in ferro, è una struttura che verrà abbattuta andando a cadere completamente in acqua, in laguna. Domani invece la torre più grande, quella alta oltre 180 metri, verrà demolita in 2, quindi ci sarà un abbattimento diverso rispetto a quello previsto per oggi. Devo dire che alle nostre spalle c'è tutta la zona che è stata transennata, dove è impossibile accedervi, c'è la protezione civile, c'è un piano di sicurezza messo in atto con grandi forze e spiegamento anche di uomini. Oltretutto c'è da aggiungere che il transito aereo sarebbe stato bloccato da qui a diverso tempo, e non soltanto quello aereo, visto che c'è l'aeroporto Canoghera vicino, ma anche il transito acqueo e via terra lungo tutto il circondario. Allora, interessato. Mancano pochi secondi, credo. Allora, Coletti, esatto, se parliamo con Coletti, intanto la torre, lo ricordiamo ancora una volta, è quella più vicina alla testa di Coletti, diciamo, che alla tua, giusto, in questo momento? Sì, esatto, è quella più vicina alla testa di Coletti, esattamente, e non è quella sulla quale sono saliti nel 2009 gli operai per protesta, perché non ricevevano bene in cassa integrazione lo stipendio da diverso tempo. Allora, Riccardo, si diceva che questo abbattimento avviene in concomitanza con il centenario di Porto Marghera, è un abbattimento che segna per molti di voi un lutto della classe operaia. Perché? Ma no, cioè, siamo di fronte a una spettacolarizzazione.
Noi a questa cosa non è che ci piace condividerla, questa cosa qui, nel senso che quello che è accaduto a Porto Marghera, l'abbattimento di queste torri sta dentro un piano di bonifica. Qualcuno vorrebbe far apparire attraverso questo abbattimento la fine di Porto Marghera, in realtà non è così. Ecco. Quelle torri sono due torri, questa di oggi che stanno abbattendo è una torre secondaria. Quella del CVM PVC è quella dove siamo saliti oltre i 100 metri, eravamo lì. Però, Vero Riccardo, scusami se ti interrompo. Ecco. Non ha mai funzionato quella torre lì, per fortuna. La più bassa, quella che verrà abbattuta a breve. Sì, quindi era da tempo. Purtroppo, per fortuna non sono mai entrate in utilizzo, insomma. Mi metto qui al centro perché con noi c'è anche Francesco Cocco della FMK CISL. Francesco, lei è stato in assemblea poco prima che appunto si dispiegasse tutto questo, tutti questi uomini, queste ingenti forze anche di polizia, perché che cosa è stato detto nel corso dell'assemblea in fabbrica prima? Sì, niente, l'ha detto prima Riccardo, comunque è stato annunciato l'abbattimento delle torri che comunque è vero segnano una storia che riguarda Porto Marghera, è vero che stiamo anche per affrontare un centenario che fa parte della storia di Porto Marghera. Adesso siamo qui anche a capire perché il 14 novembre del 2014 Eni ha preso un grosso impegno di comunque portare avanti l'iniziativa per la chimica verde. È vero che abbiamo ancora un impianto funzionante. Sì, ecco perché voi dite comunque questo non è il lutto della chimica, perché di questo si parla, perché comunque la chimica esiste qui a Porto Marghera, è giusto Riccardo? Sì, produce ancora numeri e occupazione importante, insomma, quindi qui siamo sull'ordine ancora di 1500 persone che lavorano direttamente negli impianti. Poi c'è tutta l'area del terziario e l'indotto che insomma fa altrettanto lo stesso numero, quindi abbiamo molte persone che lavorano dentro impianti. Anna Maria, volevo capire solo una cosa, sì, intanto, dimmi, voi dove vi trovate all'ingresso quindi e se ci sono dei curiosi che sono venuti a vedere da quella posizione lì, magari ne hanno scelte altre o forse non interessa. Poi chissà a quanti, questo già sarebbe anche sintomatico. No, hai anticipato il disegno. Perché mancherebbero la fotografia che stavo per tracciarti. Sono scattate le 18:30, quindi da qui in avanti non manca quasi istante. niente perché dovremmo essere in orario. Alle 7 l'hanno spostata. L'hanno spostata alle 7 ci dicono, ecco, quindi è stata procrastinata di mezz'ora l'abbattimento. Come Chi mai? ce lo dice? Chi ce lo dice? Non lo sappiamo, vero? Perché ci sono... Perché puoi venire qui per favore? Scusa, no, non vogliono essere inquadrati, ma comunque intanto io faccio da portavoce. C'è diversa gente che è venuta qui a farci compagnia. Sì. Ecco, andiamo in onda tra poco con il telegiornale, quindi con l'edizione anche di Venezia oltre che del Veneto. Una fotografia di quello che stiamo vedendo e di quello che non è visibile a chi è a casa. Allora, alle nostre spalle, come anticipavi tu, c'è l'ingresso 9, ovvero l'ingresso principale di quello che è la Vinyls, l'ex Vinyls, il petrolchimico. Ok, tutto il petrolchimico di Porto Marghera. Poi c'è anche l'ingresso 1 e l'ingresso 8 che non sono visibili da qua. Nel frattempo ci sono dei camion che voi vedete che mentre noi andiamo in onda che transitano, vanno e vengono dei mezzi perché il petrolchimico è ancora aperto, operativo, quindi così come ci sono delle macchine che escono con operai che non dovrebbero esserci per la verità, allora, perché dovrebbe essere stato chiusa l'attività per le 16. Allora, dall'altra parte sì. Noi tanto ci rivediamo tra poco, quindi procediamo con il telegiornale, torniamo a collegarci con te tra pochissimo. Allora, sigla, titoli e ovviamente tutta la cronaca del telegiornale del Veneto. L'abbattimento a Porto Marghera della prima delle 2 torri dell'ex stabilimento Vinyls in 11 secondi, la fine di un'epoca per il sito industriale, il collegamento in diretta tra pochi minuti. Il gestore di Playa Punta Canna Sottomarina indagato dalla procura per apologia del fascismo, il leader della Lega Salvini protesta, non si processano le idee e offre tutela legale all'uomo.
Banche Venete continua l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle sulla conversione in legge del decreto, mentre già si ipotizza il Senato come ultima spiaggia per ottenere modifiche a favore dei risparmiatori. Un caso di febbre dengue registrato a Vicenza, colpita una cinquantenne dopo un soggiorno in un paese asiatico. Avviata in città una disinfestazione massiva di zanzare per evitare il contagio. Aggressione notturna ai danni di un tunisino davanti a un locale padovano, 3 persone ricercate per tentato omicidio. Razziava le offerte nelle cassette delle elemosine in chiesa nel Vicentino, quarantenne sorpreso dal parroco di Caldogno che lo fa arrestare. Nominato un nuovo sacerdote alla guida della parrocchia padovana di San Lazzaro, finita nell'occhio del ciclone per gli scandali di Don Contin ormai un anno fa. E buonasera, ben ritrovati in diretta, questo è il telegiornale del Veneto. Dunque, tra pochissimo ci colleghiamo ancora con Porto Marghera, dove è previsto l'abbattimento, lo seguiremo in diretta della prima delle 2 torri ex Vinyls, fra 24 ore lo stesso processo, spostata dalle 18:30 alle 19, l'abbiamo appreso appunto poco fa. Prima di tornare a collegarci con Anna Maria Parisi abbiamo chiesto un po' ai residenti dell'area veneziana in merito all'abbattimento cosa ne pensano. Per alcuni c'è perplessità, solo business nella speranza che si possa riqualificare tutta la zona. Sentiamo. Non penso che abbiano un valore storico così grande, nulla da dire, sono favorevole all'abbattimento delle torri. Magari hanno il valore per gli operai che ci hanno lavorato, considerate anche le lotte che sono state espresse attraverso le torri stesse, quando nel 2009 gli operai si sono abbarbicati sopra per evitare che venisse chiuso lo stabilimento. Sicuramente per loro sarà un pezzo della loro vita, ma il futuro deve andare avanti. Ora non so se l'abbattimento fosse l'unica soluzione, però magari si potrebbe pensare di valorizzare questi luoghi anziché magari ricostruire tutto da zero e quindi snaturando un po' l'identità del luogo. Lo sapeva che vengono abbattute queste torri? Sì, certo, lo so perché io lavoro nell'indotto qua a Porto Marghera e sicuramente è un qualcosa di triste per qua la realtà veneziana, perché vengono a perdersi dei posti di lavoro e quindi sicuramente già con la crisi economica siamo malmessi, secondo me. C'è tutta una questione economica dietro che di conseguenza l'abbattimento delle 2 torri non cambia molto la situazione attuale. Nel frattempo vengono abbattute comunque 2 torri storiche per quanto riguarda gli stabilimenti di Porto Marghera, quelle della Vinyls. È un modo forse per ricominciare a ripensare a come riqualificare Porto Marghera? Sì, credo che ormai quel tipo di chimica non esista più e credo che si debba pensare concretamente ad altre soluzioni. Non grattacieli, parchi, anche negozi dove possono lavorare la gente, posti di lavoro e zone tranquille dove si può passeggiare, andare al parco con i bambini e tutto quanto. Allora subito a Porto Marghera davvero un flash, Anna Maria, quindi rimandato, confermi alle 19, lo racconteremo nel corso del telegiornale di Venezia. Sì, confermo. È rimandato alle 19 l'abbattimento per questioni di messa in sicurezza. Sembra questi messaggini che arrivano direttamente ai lavoratori dall'interno della fabbrica. E noi per saperne qualcosa di più nel frattempo ci stiamo collegando tanto con prefettura quanto con comune per capire i motivi per questo ritardo, perché sembrava che appunto fosse un orario inderogabile. Certo. E ripetiamo che nel frattempo dovrebbe essere bloccato tutto il traffico aereo, acqueo e anche quello via terra, ma cosa che non sembra essere stata fatta perché vediamo gli aerei che transitano comunque sopra la nostra testa per dirigersi verso l'aeroporto Marco Polo. Una precisazione che vuole fare Riccardo Coletti, ex Vinyls, che comunque con l'abbattimento delle torri non si perdono. Sì, non si perdono posti di lavoro perché le torri sono ferme già da oltre 20 anni, vero Riccardo? Cioè sono operative, però per 20 anni per fortuna non sono mai entrate in funzione.
Poi quando l'EVC è stata chiusa, ovviamente come tutto il resto devono essere abbattute, come anche gli impianti che non esistono ormai più, li hanno tolti. Ecco, un'ultima nota da dire, che le torri vengono abbattute perché sono a rischio crollo e perché fanno parte del piano di abbattimento per la riqualificazione dell'intera area. Riqualificazione il cui progetto però ancora non sappiamo quale possa essere. E vi restituisco la linea, poi ci rivediamo più tardi. Grazie, ci rivediamo tra poco, dunque previsto alle 19 come avete sentito. Ora torniamo a parlare della cosiddetta spiaggia fascista. Sotto Marina il gestore Gianni Scarpa è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati questa mattina per apologia del fascismo. Gianni Scarpa è indagato dalla Procura della Repubblica di Venezia, un atto dovuto dopo la denuncia da parte della Digos che ha compiuto il blitz nello stabilimento balneare Punta Canna di Sottomarina la scorsa settimana. Al vaglio del procuratore i cartelli e le foto inneggianti al regime fascista appesi all'ingresso dello stabilimento che Scarpa gestisce da 20 anni. Nonostante fossero lì da 3 anni, dice lui, il caso è stato sollevato solamente da pochi giorni con la conseguente rimozione. A suo fianco si è immediatamente schierato il leader leghista Matteo Salvini, che attraverso un post sulla sua pagina Facebook ha espresso la sua solidarietà. Indagato per apologia di fascismo, pazzesco si legge, lasciate lavorare in pace la gente. Non solo, assicurando di mettersi a disposizione di Gianni per un'eventuale difesa legale, Salvini ha anche annunciato mi viene voglia di andare a trovarlo a Chioggia. Intanto questa mattina Sinistra Italiana ha organizzato un presidio davanti all'ingresso dello stabilimento. Deve sapere il signor Scarpa e chi frequenta questo posto che non si scherza con la parola sterminio, non si scherza con la parola camera a gas. Questi sono concetti che non devono più essere presenti. Tra i presenti c'era anche l'onorevole Paglia, che ha presentato al governo un'interrogazione per chiedere la revoca della concessione. Questa iniziativa schifosa, lasciatemelo dire, ha riaperto il dibattito sul fascismo in Italia, un dibattito purtroppo ancora necessario. Il fascismo non è un'opinione. Dire che mi piace di più il cioccolato rispetto alla marmellata è un'opinione. Dire io sono fascista, ci sono categorie di persone che andrebbero sterminate, non è un'opinione, è un reato. E poi a Verona, ricorderete quelle immagini che hanno colpito facendo il giro del web della festa della curva sud che sarebbe stata pagata da Adolf Hitler, parole di uno degli ultra e segretario di Forza Nuova. Ora c'è un'indagine della probabile apertura dell'inchiesta da parte della Digos con dibattito che ovviamente verrà ospitato anche nel primo consiglio comunale del neosindaco Sbarina. Io ve lo dico, chi ha permesso questa serata, chi ha pagato tutto, chi ha fatto da garante ha un nome, Adolf Hitler! Immagini che finiscono direttamente sul tavolo della Digos di Verona, che ha prontamente inviato una informativa alla Procura per l'apertura di un eventuale fascicolo di indagine. La bufera di quelle parole pronunciate durante la festa della curva sud dei tifosi del Verona allo stadio Bentegodi è destinata ad ampliarsi e potrebbe avere conseguenze pesanti. Immagini e voci di fine giugno, ma circolate in rete solo negli ultimi giorni. È una squadra fantastica! È una squadra fantastica! Nel frattempo la vicenda dei cori nazisti finisce subito all'attenzione del nuovo Consiglio Comunale di Verona. La richiesta è stata avanzata da Michele Bertucco, consigliere e candidato sindaco per la sinistra alle recenti elezioni. Sono comportamenti umilianti, ha detto Bertucco, sia per la città, la cui storia anche recente è macchiata da efferatissimi delitti che hanno avuto come cornice l'ideologia della destra razzista e xenofoba, sia per la stessa società sportiva dell'Hellas Verona, impegnata in un percorso di affrancamento dall'immagine negativa che le frange più violente del tifo le hanno appiccicato addosso negli ultimi decenni. Inneggiare due dei peggiori macellai della storia del Novecento è sconvolgente, ha aggiunto Bertucco, il quale ha poi sottolineato che da parte del Consiglio Comunale il meno che ci si possa aspettare è che prenda le distanze da questi comportamenti e che li condanni fermamente.
Intanto sul fronte banche l'ostruzionismo andrà avanti, ci sono ancora decine e decine di prenotati a parlare alla Camera e quindi comunque si andrà avanti tutta la notte, ve ne parliamo nelle nostre ulteriori edizioni dei telegiornali. C'è però una grande preoccupazione a Vicenza per un caso di febbre dengue, è stato registrato in città, è avviata quindi la disinfestazione massiva. In seguito alla segnalazione dell'ULSS 8 Berica, il sindaco Variati ha firmato un'ordinanza che dispone le azioni cautelative obbligatorie da mettere in atto per scongiurare il rischio, per quanto residuale, dicono, di contagio. Ad essere colpita una cinquantenne dopo un soggiorno di 15 giorni in un paese asiatico. Fin dalla mattinata, dunque, per un raggio di 200 metri dall'abitazione della donna, che si trova in via Nievo nel quartiere San Francesco, sono in corso interventi di disinfestazione capillare delle zanzare. La dengue è una malattia infettiva simile all'influenza che non si trasmette da uomo a uomo ma solo attraverso la puntura delle zanzare, che costituisce il vettore dell'infezione. Ora, dunque, all'aggressione notturna, ora ci spostiamo nel Padovano, ai danni di un tunisino davanti a un locale. Ora sono ricercati in 3 per tentato omicidio. I carabinieri sono al lavoro per individuare 3 persone che alle 2:30 della notte hanno aggredito un tunisino colpendolo con un coltello al volto e a una gamba. I 3 sono ricercati con l'accusa di tentato omicidio. Il fatto è avvenuto davanti a Villa Italia, locale di Padova Est, ovviamente del tutto estraneo a quanto è accaduto. Gli aggressori, a loro volta stranieri, stando alle testimonianze raccolte, avrebbero atteso all'esterno il tunisino, accanendosi su di lui a colpi di coltello. Inoltre avrebbero spintonato le 2 donne moldave che erano con lui, una delle quali è stata rapinata del cellulare mentre cercava di allertare le forze dell'ordine. Provvidenziale l'intervento dei posteggiatori che, dopo essersi accorti della scena, con le loro grida hanno fatto sì che i 3 desistessero e fuggissero a bordo di un'auto. Il ferito, 30 anni, è stato raggiunto da 10 colpi alla testa, alle gambe e al corpo, ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita. Ignote al momento le cause dell'aggressione, anche se non si esclude un regolamento di conti. Ora a Treviso il degrado ai giardinetti Sant'Andrea nella zona di via Fumicelli, firmata, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, oggi l'ordinanza dal sindaco Manildo che vieta la vendita di alcolici nel supermercato accanto a Piazza Borsa. D'accordo col PAM abbiamo quindi vietato dalle 2:30 fino all'orario di chiusura per ogni giorno di apertura del supermercato la vendita degli alcolici da asporto. Ecco la firma in mattinata dell'ordinanza urgente che vieta la vendita pomeridiana di alcolici nel supermercato di via Zorzetto, provvedimento che mira a contenere il degrado nell'area compresa tra Piazza Borsa, via Fiumicelli e i giardinetti di Sant'Andrea. Un ulteriore strumento a salvaguardia del decoro di una zona molto importante della città. Già avevamo fatto un'ordinanza che vietava e che vieta il consumo di alcol nei prati, nei parchi e nella zona antistante il PAM. Siamo andati a sanzionare, a cercare di regolamentare anche l'altra parte, che è la vendita di alcolici a chi poi ne fa questo uso. Dalle 14:30 all'orario di chiusura divieto di vendere alcolici a chi acquisti solamente quelli. Chi andrà a fare normalmente la spesa, la bottiglia potrà comprarla comunque. Abbiamo cercato anche, ovviamente nell'ambito delle possibilità dateci dal decreto Minniti, di fare un'ordinanza che funzioni, quindi è vietato l'acquisto di soli alcolici, mentre l'acquisto degli alcolici all'interno di una spesa normale è assolutamente consentito in qualsiasi ora del giorno. Ora l'ordinanza sarà notificata al direttore del PAM che, lontano dalle telecamere, allarga le braccia. Se non ci sono altre soluzioni accettiamo anche questo, si limita a commentare, anche se avremmo preferito che aumentassero i controlli. Va da sé che il supermercato prevede un calo delle vendite. La sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, riunitasi oggi a Cacornera, ha parificato il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2016 con la sola eccezione dell'imputazione contabile del canone di locazione finanziaria relativa all'acquisto del palazzo cosiddetto Grandi Stazioni. Emerge anche da questa udienza, ha detto il governatore Zaia, un quadro virtuoso della nostra operatività, un'azione positiva che deriva dal proficuo rapporto instaurato tra la Regione e la sezione della Corte dei Conti. Queste relazioni ci restituiscono un'immagine di una istituzione istantanea, di una macchina, dice Zaia, complessa che gestisce un bilancio di oltre 14 miliardi di euro. Ora a Venezia per il turismo entro la fine del 2018 il sistema di accessi controllati anche a Piazza San Marco. Sentiamo. E lo
sport ci insegnano tanti valori e uno dei miei preferiti comunque è il rispetto, non solo per le nostre palestre a cui teniamo tanto, ma anche per le persone e tutto quanto, e per i nostri oggetti, che nel nostro caso sono i fioretti, però qua l'importante è riuscire a trattare bene la nostra città, quindi mi raccomando, trattiamo bene Venezia e curiamocela che è bellissima. C'è anche Bebe Vio insieme alla cantante Elisa tra i testimonial della campagna Enjoy Respect Venezia, promossa dall'amministrazione per sensibilizzare i turisti all'adozione di comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente, del paesaggio, delle bellezze artistiche e dell'identità di Venezia. La campagna, partita in questi giorni, fa parte delle iniziative per limitare l'impatto del turismo di massa sul fragile tessuto della città storica, contenute nella delibera quadro approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale. Il corposo documento definisce una serie di linee guida, la principale delle quali riguarda l'annunciata sperimentazione del sistema di prenotazione degli accessi a Piazza San Marco, che dovrebbe avvenire nel 2018. Non parliamo di numero chiuso, parliamo di numero controllato. Voi sapete che il numero chiuso non ci può essere, perché è una cosa che piace molto ai giornalisti, ma di numero chiuso in città non si può parlare e non si vuole neanche parlare. Accesso controllato a Piazza San Marco su prenotazione, però il caso monta, no? Io vorrei vedere quante volte in un anno ci sono più di 50, 60, 70 mila persone in Piazza San Marco nello stesso momento. Grande assente dal piano del Comune, che tocca tutti i principali aspetti critici del turismo nella città storica, è la questione delle grandi navi da crociera. Inutile parlarne prima che il Ministero comunichi le sue decisioni, spiegano dalla Giunta. La nostra posizione comunque è che le navi debbano continuare ad approdare alla marittima, per il resto siamo aperti a tutte le soluzioni. Ora andiamo a vedere, non accadeva da 400 anni che due spazzacamini si sposassero. In alto i cilindri a proteggere il percorso di Jessica fino al suo principe dei tetti, divisa ad ordinanza, nera, per un matrimonio unico che così non si vedeva dal lontano Settecento. Era da più di 400 anni infatti che non si sposavano due spazzacamini. Lei è Jessica Zanusso, una delle due donne in Italia ad aver scelto questo antico mestiere, come ci raccontava alcuni mesi fa in questa intervista. Questo è il nostro attrezzo praticamente degli spazzacamini, che vedete anche nella storia. Figlia d'arte perché papà Paolo, che le ha trasmesso la passione, ora è presidente dell'associazione nazionale. Lui, Ivan Paruzzolo, un fidanzamento lungo 12 anni, sino al fatidico sì. A proposito, nessun supercalifragilistico spiralidoso, ma si è usata la formula di rito. Camini, spazzacamin, allegro e felice, pensieri non ho. I Bert e Mary Poppins di Giavera pensieri non hanno e si sono sposati sabato in un'atmosfera magica degna di una pellicola di Walt Disney. Lei è arrivata in moto, scalza, poi via sul sagrato, accompagnata dal padre sino all'ingresso spettacolare in chiesa. E questo è il video che ci hanno inviato. Siamo felici di aver celebrato il nostro giorno assieme ai nostri colleghi spazzacamini e di aver riacceso la fiamma spenta da secoli del nostro mestiere. Grazie mille! Auguri! Bene, è tutto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Alta pressione Caronte lievemente in crisi a causa di correnti fresche che renderanno instabile il tempo sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto mattinata piuttosto instabile, con rovesci e temporali diffusi, meno sul Trevigiano e sul nord veneziano. Migliora via via comunque nel pomeriggio, salvo ancora residui rovesci o temporali sui rilievi alpini. Vediamo anche le temperature che risultano essere in lieve calo, con massime tra i 23 e i 27 gradi, minime tra i 20 e i 23 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Qui il tempo sarà in prevalenza stabile, salvo più nubi e qualche scroscio di pioggia sulle Alpi più occidentali. Temperature anche in questo caso in calo, con massime tra i 24 e i 27 gradi, minime attese tra i 20 e i 21 gradi circa.
raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Nubi diffuse qui con rovesci e temporali sparsi più intensi sulle aree centrali, più irregolari e deboli sul Trentino, qui anche con maggiori schiarite. Vediamo le temperature che anche in questo caso sono in calo, massime tra i 26 e i 30 gradi, minime invece in aumento sui 21-22 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti invece saranno moderati e nord-orientali. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.